libertà. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, sul tragico infinito caso di Garlasco non coltivano certezze evidentemente gli inquirenti, visto che sono state riaperte le indagini a 18 anni di distanza. Figuriamoci se abbiamo l'arroganza di coltivare certezze qui in redazione. L'unica certezza che al momento si può possedere è, ahimè, una certezza negativa, cioè è l'evidenza che comunque vada a finire, a Garlasco rischia seriamente di morire la giustizia, il sistema della giustizia italiano, la nostra fiducia nel sistema della giustizia, la sua credibilità anche interna, che è sostanzialmente quello che dice oggi il ministro della giustizia Carlo Nordio in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Carlo Nordio è un ministro spesso sotto attacco da parte di certo mainstream giustizialista che è ben radicato in questo paese, perché non si limita a fare, diciamo, il passacarte della magistratura, ma pur essendo stato un magistrato anche di un certo spessore, coltiva una sua idea, ha un suo modello di sistema giustizia, in questo, se volete, si riappropria della facoltà politica di incidere sulla materia di cui si occupa e non lo nasconde. E oggi ha detto delle cose importanti su questa infinita tragedia di Garlasco. Andiamo a citare, che poi lui ha riassunto nell'espressione che è stata molto criticata, ma a noi pare appunto un dato di realtà: comunque vada, finirà male. Dice infatti Nordio: o il detenuto è innocente e allora ha sofferto una pena atroce ingiustamente, perché nel caso in cui Alberto Stasi fosse innocente, che ormai da un punto di vista della logica non si può più escludere, visto che hanno riaperto le indagini con un nuovo indagato, parliamo di una vita deviata per sempre, rovinata per sempre, visto che si trattava di un ragazzo che stava facendo la tesi e aveva tutta la vita davanti. O è colpevole e allora è l'attuale indagato a dover affrontare senza colpe un cimento doloroso, costoso in termini di immagine, di spese e di sofferenze, perché c'è il rischio, per fortuna non è, come dire, non è a voce unanime e a giornale collettivo come avvenne con Stasi. Nel caso di Stasi, a memoria solo Vittorio Feltri cantò fuori dal coro, ma alcuni anche su Sempio stanno imbastendo una mostrificazione non fondata in quello che sta accadendo e che eccede quello che sta accadendo. Sempio è il nuovo indagato rispetto a cui valgono tutte le garanzie e tutte in teoria anche le accortezze mediatiche che purtroppo non sono valse all'epoca per Alberto Stasi. Il ministro ovviamente chiarisce che nel merito non devo, non posso e non voglio entrare, ma spiega il principio generale dietro alla sua affermazione molto criticata, per cui oggi non può che apparire irragionevole la condanna che ha incarcerato Stasi. Nordio spiega che si tratta di un principio generale. Dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna. Questo è un punto di diritto fondamentale. Dopo un proscioglimento è irragionevole una condanna, soprattutto se le assoluzioni sono due, come nel caso di Stasi, assolto in primo e secondo grado. Conclusione di Nordio: come puoi condannare al di là di ogni ragionevole dubbio se due giudici hanno già dubitato? È un'obiezione veramente poggiata sulla logica elementare, su un senso umano delle cose difficilmente aggirabile. Ricordiamo che in alcuni sistemi vige una sostanziale non appellabilità di sentenze di proscioglimento o assoluzione. E ricordiamo che l'esigenza di condannare al di là di ogni ragionevole dubbio non è un'espressione retorica, è una ben precisa indicazione del codice penale a cui bisogna attenersi. E oggi è difficile pensare che Stasi stia scontando una pena al di là di ogni ragionevole dubbio. Noi ovviamente siamo solo pieni di dubbi su questo caso. Non possiamo che rilevare che ha ragione Nordio, che Garlasco rischia di essere il punto di non ritorno
della credibilità e anche dell'efficacia, perché in un modo o nell'altro qualcuno o ha sofferto terribilmente o sta soffrendo, quindi anche dell'efficacia, quindi anche dell'esigenza di una riforma della giustizia nell'interesse dei cittadini, che è una delle missioni del Ministero di Nordio, dove noi speriamo vada fino in fondo e speriamo porti anche alle conseguenze questo suo ragionamento, al di là del caso di Garlasco, sul modello di diritto riferito alla non appellabilità di sentenze di proscioglimento, assoluzione, soprattutto se reiterate. In ogni caso, purtroppo a Garlasco rischia di morire anche la giustizia. E ora, scusate, in coda parliamo un secondo di noi, perché vi devo riferire questa cosa. Nella puntata di Auto da Fè di giovedì 22 maggio scorso, condotta da Giulio Cainarca con gli ospiti Max Del Papa e Silvana De Mari, sono state dette delle cose che non rientrano nella linea editoriale di questa testata e che non corrispondono al nostro modello di informazione, che è chiaramente fieramente orientato verso una visione del mondo, ma sempre a partire da un dato di realtà. E sono qui posizioni in cui chi vi parla, il direttore responsabile di questa testata e la testata medesima, non si riconoscono e da cui si dissociano. Approfitto per chiarire per l'ennesima volta che la nostra testata non è una testata Novax, qualunque cosa voglia dire questa espressione ormai diventata uno slogan, ma in qualunque senso non lo siamo. Siamo assolutamente, anche storicamente, una testata critica dell'ideologia chiusurista, dell'ideologia del lockdown con cui è stata gestita la pandemia e l'emergenza Covid. Siamo sicuramente dei critici della, diciamo, monossessione sanitaria che andò in scena e che mise da parte altri pezzi fondamentali della libertà, del diritto e fin della salute umana, la salute economica, la salute psicologica, tutte le dimensioni, diciamo, della persona umana, che furono schiacciate da una gestione chiusurista dell'emergenza Covid e anche da un'ideologia che venne costruita sopra. Questo non vuol dire affatto essere una testata Novax o pensare, in assenza di riscontri cogenti, che in particolare riferimento a quelli Covid, i vaccini possano produrre malattie diffuse e che tanto più chi all'epoca si trovava al governo sia responsabile di queste presunte malattie prodotte dai vaccini. Da queste posizioni il direttore responsabile della testata non possono che dissociarsi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.